della fame. Jessica Canton, facciamo entrare Jessica Canton. Lei è una donna, è un avvocato, non so se è penalista, gli domani è in sciopero, dicono, ma non è processi penali a rischio, gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze. Lei è un avvocato, suona meglio avvocato che avvocata. Avvocato. Candidata a sindaco a Fiume Veneto con le civiche, Lega e Forza Italia. Ieri c'è stato l'annuncio ufficiale, oggi è il giorno dell'ufficializzazione del candidato, ne abbiamo dato ampio risalto anche ieri sui nostri profili Facebook. Flumen e Potere ai Cittadini, le civiche, Lega di Salvini e Forza Italia. Con quali obiettivi, Jessica? Un obiettivo è stato raggiunto, quello appunto di costituire un'alleanza che fosse effettivamente un'alleanza trasversale. Ci abbiamo lavorato parecchio, con entusiasmo e con forza, e abbiamo raggiunto questo risultato, che mi sembra il primo buon risultato. Due civiche, appunto Flumen e Potere ai Cittadini, e poi il sostegno anche di Lega e di Forza Italia. L'obiettivo ora immediato è quello di... Fratelli d'Italia hanno detto niente? Fratelli d'Italia dovremmo chiedere ai vertici di partito, io non ho una risposta. Lei sa che si presentano con un loro candidato, no? Sì, l'ho saputo domenica. Sì, Noi avevamo presentato sabato sera il candidato. Ecco, benissimo. Ci sarà E battaglia. quindi, ci sarà battaglia, ma è giusto che sia così. La democrazia quindi, anche questa è il sale della assolutamente, quello che abbiamo detto l'ultima volta proprio in cui ero qui, la democrazia, il voto è il momento più importante dell'aspetto democratico, quindi ben venga. Diciamo che voi siete in pole position alla luce dei risultati del 4 di marzo, no? Se poi andiamo a dare un'occhiata. Sì, Però sicuramente non bisogna insomma sedersi sul assolutamente no, anche perché a livello locale contano le persone e contano le idee, ed è questo che vogliamo trasmettere ai cittadini di Fiume Veneto, le persone che compongono il nostro gruppo, il candidato che è stato scelto e anche le idee che adesso vogliamo portare ai cittadini di Fiume Veneto, e anche lì ci sarà un modo forse un po' diverso e originale rispetto magari alle precedenti campagne di trasmettere ai cittadini le nostre idee. Ci vediamo lunedì prossimo. Senz'altro, grazie. Grazie dunque a Jessica Canton, candidata a sindaco del comune di Fiume Veneto. Vediamo se c'è